si colloca ormai da secoli la cattedrale di Agrigento. Voglio ringraziare l'ingegnere Lamendola, l'architetto Lamendola, peraltro vice segretario nazionale del sindacato degli architetti, che guida questo nostro ufficio del genio civile, il direttore generale tecnico architetto Lizio. Vi presento i signori al tavolo, ove mai ce ne fosse bisogno, il sindaco della città, dottore Miccichè, il presidente della commissione territorio e ambiente, onorevole Savarino, Don Pontillo, il vicario del nostro arcivescovo Don Pontillo, l'assessore all'ambiente e al territorio onorevole Cordaro, il direttore della struttura contro il dissesto idrogeologico dottore Croce e poi voi che siete la parte più importante di questo nostro incontro, di questa mattinata. Saremo brevi perché voi, soprattutto i colleghi della televisione, hanno esigenze ben strette. Ci sembrava giusto fare il punto con voi su questo evento, non soltanto per lo spessore della spesa, siamo quasi 30 milioni di euro, ma anche per il tipo di intervento che stiamo effettuando. Stiamo tutelando e conservando un monumento straordinario che non è soltanto il più importante luogo sacro del territorio agrigentino, ma è un monumento che sintetizza la storia di questa comunità e il culto verso San Gerlando. Noi abbiamo atteso qualche tempo prima di poter capire da dove partire. Qualche tempo significa qualche settimana, vi prego. Il primo intervento è stato quello compiuto dall'assessore all'ambiente, che è stato invitato dal governo regionale a compiere una missione ad Agrigento per poter far parlare due dipartimenti che non parlavano, la protezione civile e l'ambiente e il territorio. Non parlavano da anni, nonostante la chiusura della cattedrale, nonostante i disagi provocati alla comunità cristiana e cattolica di questa città. Ricordo, ero presidente della commissione antimafia, andai a visitare Sua Eminenza il Cardinale Montenegro e in quell'occasione raccolsi lo stato di ansia, di amarezza, di delusione anche del prelato per l'assenza della politica. Io non potevo agire perché non ero al governo, guidavo l'opposizione, ma tra me e me assunse l'impegno che avrei, una volta eletto, se eletto, avrei portato avanti quella pratica. E così è stato. L'assessore Cordaro ha compiuto il primo impegno, abbiamo avviato la procedura per la gara, andando per un progetto preliminare al quale ha collaborato tanto il genio civile di Agrigento, poi la gara per individuare il progettista, poi il tempo necessario per redigere il progetto, che è un progetto complesso come potete immaginare e neanche molto diffuso. In quell'occasione mi ricordo andai in compagnia dell'onorevole La Rocca Ruvolo, che è qua e che saluto e ringrazio, perché volle presentarmi il cardinale in quell'occasione. E poi abbiamo mobilitato il Parlamento nella sua sintesi, quindi nella Commissione Ambiente e Territorio, con la Presidente Savarino, che essendo di questa provincia non ha avuto bisogno di sollecitazioni. Spingendo al massimo con
con la prima fila assunta dalla struttura contro il dissesto idrogeologico del dottore Croce, abbiamo determinato il finanziamento con FSC, quindi il Patto per il Sud, e poi la possibilità di espletare la gara d'appalto. Abbiamo seguito giorno dopo giorno l'iter fino a quando, caro Sindaco, contemporaneamente con la tua elezione si segnavano le ultime battute della procedura per l'aggiudicazione della gara ad una impresa. Adesso l'impresa dovrebbe essere presente. È presente. E dov'è? Qui, eccola. Eccola qua l'impresa. Adesso lei si mette al posto del dottore Intravaia e ci dice in 2 minuti che tipo di lavoro dovete fare. Ecco, io le strappo un impegno qua davanti a tutti affinché in 10 mesi i lavori siano completati. Lei lo può fare perché se lavorate anche di notte, se organizza il cantiere come si deve, tanto noi manderemo le ispezioni continuamente in cantiere per verificare quante sono le unità presenti, ma questa città ha bisogno finalmente di un profondo respiro per dire ecco, abbiamo chiuso anche questo problema. Che tipo di lavoro farete? Una serie di paratie con micropali e con dei tiranti, lavori che noi abbiamo già realizzato tante altre volte. L'impresa è attrezzata per fare questi lavori molto bene. Cioè fate delle iniezioni? Certo, si fanno dei micropali e poi si fanno dei tiranti con una trave. Si fanno su 4 o 5 fili su tutto il versante. E poi si blocca tutta la discesa della collina. Quanto andrete sottoterra? 15 metri, 10 metri, a secondo poi com'è, e poi ci sono i tiranti anche a 20 metri, perché poi sono i tiranti che tengono tutta la struttura. Noi al Presidente non si può mai smentire, perciò i 10 mesi li dobbiamo confermare. Prima facciamo la pulizia di tutto il versante e poi vediamo perché. Faremo 3-4 squadre perché abbiamo fatto noi delle migliorie che interveniamo anche sul versante a monte perché cerchiamo di cappettare se ci sono delle perdite delle acque, poi il sindaco è interessato perché ci possono essere delle perdite delle acque e noi abbiamo fatto una fetta migliorativa che cappettiamo tutte queste acque, facciamo una ricerca e poi canalizzato. Sotto abbiamo fatto un'altra miglioria con un finitubo per fare la raccolta delle acque. Questo ci fa a tutti piacere perché così significa che l'impresa è seria. Io volevo ringraziare il Presidente, sarò telegrafico perché capisco che è il tempo e poi anche perché giustamente la televisione. Volevo ringraziare il Presidente per essere qui oggi con noi, l'onorevole Savarino e anche l'assessore Cordare e tutti gli altri presenti perché ho potuto constatare l'impegno massimo del governo regionale per questa provincia, per questa città. Come diceva il Presidente, dopo 10 anni finalmente in pochissimo tempo, nell'arco quasi di 2 anni, è stato portato a termine un'impresa che sembrava quasi irraggiungibile. Quindi non posso soltanto che ringraziare veramente l'impegno politico di questo governo. Presidente, vi ringrazio anche per la presenza oggi qui ad Agrigento e penso che sia anche di buon auspicio anche per il mio governo comunale perché è poi il primo evento importante che io riesco cioè che mi accompagna il Presidente, quindi per me è veramente come se fosse ecco, un battesimo, un inizio del mio governo. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Pochi giorni fa da questo tavolo l'assessore Falcone diceva che oltre ai ribassi per il Patto per il Sud c'erano dei fondi aggiuntivi. Ecco, come sono suddivisi? Da dove attingerete i fondi? Ma i fondi per la realizzazione dell'intervento sono stati già stanziati dal governo regionale nel 2018 attraverso una delibera di giunta, quindi 27 milioni sono i fondi del Patto per il Sud, come diceva il Presidente nel suo intervento in premessa, sono delle FSC che sono già totalmente presenti e quindi non c'è bisogno di rimpinguare, i fondi ci sono già programmati e l'intervento è già finanziato. Forse l'assessore Falcone si riferisce ad altri fondi per investimenti? Ah, non mancano quelli. Non mancano i fondi, mancano i progetti, non abbiamo trovato uno straccio di progetto alla Regione e per poter redigere un progetto, a volte non bastano 2 anni, a seconda dei progetti se sono particolarmente complicati
se servono studi preliminari, indagini, è una cosa incredibile, però adesso stiamo applicando il decreto semplificazione e sono sicuro che tutti i dipartimenti della regione siciliana vorranno applicarlo, come l'altro ieri ricordavo al direttore tecnico. Serve intraprendenza, serve coraggio, serve partecipazione da parte della burocrazia. Porto il saluto e il ringraziamento sia di Sua Eminenza il Cardinale Don Franco che di Sua Eccellenza Don Alessandro Damiano, che si trovano a Roma dal Papa per una missione importante anche per la nostra terra di Sicilia e di Agrigento. E questo momento è importante sia per la diocesi, che rappresenta anche la città, perché la collina sulla quale sorgono la cattedrale, ma anche la biblioteca lucchesiana, il museo diocesano, la chiesa di Sant'Alfonso, il castello, cioè è lì la memoria della nostra città di Agrigento. E consolidare la collina significa consolidare la storia, consolidare percorsi. Pertanto grazie per questo momento che segna il traguardo e l'inizio di partenza dei lavori, ma anche grazie per questa apertura al dialogo che c'è stata con il territorio e anche con la diocesi, che lì trova naturalmente il suo patrimonio. Un grazie a te Presidente, un grazie agli uffici che tu presiedi. Non era facile, l'ha detto anche Don Pontillo, si era ritrovati con un disordine organizzativo e amministrativo che aveva creato un impasse incredibile, quindi oltre a reperire fondi, che è stato assolutamente importante, ci si è messi di buona lena con la pazienza che rappresenta questi 3 anni di governo. Se una cosa si può dire di questi 3 anni di governo Musumeci è aver avuto la pazienza di mettere attorno al tavolo, con le sinergie che si sono create anche con noi deputati nei nostri ruoli, nei nostri compiti, ma tutte le amministrazioni che hanno, come dice l'assessore Cordaro, chi deve fare cosa, e capire in quanto tempo e come farle. E questo ha portato a svolte importanti. Sono tante le cose che sono arrivate in provincia di Agrigento per cui dobbiamo ringraziarti. Questo senz'altro è il simbolo più importante, perché non si era mai visto prima un investimento così importante di quasi 30 milioni di euro per un'unica opera che, come giustamente è stato detto da Don Pontillo, non solo aiuta la cattedrale, il castello e recupera un pezzo di storia, ma dà tranquillità a un centro storico che ai piedi di questa collina potrà vivere con maggiore sicurezza nelle loro case, e quindi recuperare un centro storico che è meraviglioso alla vita civile di questa città. Per cui grazie Presidente. Di buon auspicio è il tempo, se parliamo di 10 mesi, 12 mesi, quindi credo che tutti quelli attorno a questo tavolo e presenti in questa stanza potranno godere del lavoro fatto, quindi il grazie è in questo senso, e grazie per il lavoro fatto. Il prossimo appuntamento con la stampa agrigentina sarà sui temi della cultura. Vi posso solo anticipare che non sono del tutto soddisfatto della condizione in cui si trova il parco della Valle dei Templi. Questo ve lo dico con grande serenità, esigo di più. Ci vuole più pulizia, ci vuole più ordine, ci vuole spesa qualche somma in più, e il parco i soldi ce li ha perché ha l'autonomia, e questo lo ricorderò ai vertici del parco, perché non ci possiamo permettere certi lussi. I bagni, i percorsi, i servizi di assistenza, il decoro del personale, i parcheggi sono i particolari che fanno la differenza. Ecco, perché il parco può davvero superare agevolmente 1 milione di visitatori l'anno, ma deve anche consentire a chi lo visita di portare con sé, tornando nel proprio paese, il ricordo di una struttura suggestiva per sua natura, ma dove la qualità dei servizi e dell'assistenza deve essere caratterizzante. Non voglio più assistenti al pubblico e ai visitatori con la maglietta, con la camicia, con la pancia di fuori, senza decoro estetico. Ecco,
Questo deve finire. Siamo nella Valle dei Templi, siamo nella più grande e interessante e suggestiva area archeologica d'Europa. Piano piano, perché devono avere il tempo di poter... No, metterla per esteso perché hanno bisogno. Signori, vi ringrazio tutti dell'attenzione e della presenza. Ci vedremo presto e